Salve a tutti e ben ritornati in questo nuovo video. Sono ancora una volta in compagnia di Flavio. Ciao. Oggi Flavio ci porta a vedere due contrade abbandonate. Si trovano sulla strada che da Crespadoro porta a Durlo. Siamo nella Val del Chiampo e queste contrade si chiamano Scoi di sotto e Scoi di sopra. Scoi, in dialetto veneto si scrive con la J, se no in italiano scogli. Andiamo a vedere. Il borgo abbandonato che stiamo per visitare visse per oltre 100 anni. Vivevano da contadini, con qualche mucca e un maiale, e per qualche mese anche senza il sole, o solo in piccole parte. Grano, farina, fagioli, poveri ma contenti, soli con la montagna, una comunità autosufficiente basata sulle loro regole e conoscenze di sostentamento. Siamo in un luogo che è ricchissimo di acqua. Ci sono diversi vai con alture ripide. Siamo arrivati alla contrada, purtroppo in rovina, ma sicuramente c'è qualcosa da andare a vedere. Appena sopra il torrente abbiamo trovato le rogge che sicuramente andavano a alimentare qualche mulino all'interno della contrada. In questo punto c'era la ruota in legno del mulino che serviva per innescare tutto il meccanismo che azionava le macine all'interno. Ora entriamo nell'edificio del mulino. Si vedono le due macine cadute dagli altari in legno, macine che hanno girato e girato per chissà quanti anni per frantumare tutto il grano da trasformare in farina. Al piano superiore si vede il resto del camino e anche dove c'era il forno. Sembra ci sia scritto anche una data, 1815. Provo a avvicinarmi, vedere. È molto probabile che questo sia stato il magazzino del mulino, dove venivano messi i sacchi della farina. Una data sull'angolo 1909.
C'è anche il capitello della contrada che è ancora ben conservato, ma risale, pensate, al 1880. Al suo interno è raffigurata la Madonna, San Giacomo e San Borromeo. Con un marmo scuro con venature bianche e il tetto si nota il rosso veronese. Bellissimo. Dove sto camminando adesso non è un sentiero, ma è una canaletta d'acqua. Una raggiungeva il mulino e l'altra va in un'altra struttura. E adesso vediamo dove finisce per capire. Tutto distrutto, diroccato. Le canalette che vedevamo prima arrivano a questa struttura circolare. Che cos'è? Non è altro che la ghiacciaia, la Giassara in dialetto. La ghiacciaia era il frigorifero di una volta. Veniva usato il ghiaccio per conservare i cibi, la carne soprattutto. Una forma circolare tutta fatta a mano dall'uomo. Tutte con le pietre, guardate che spettacolo. E dove ci sono gli incastri, è probabile che ci siano stati dei travi, che c'era un secondo piano. Siamo ora in contrada Scogli di Sopra. Questa è proprio la casa del contadino, la stalla e il fienile sopra. C'è ancora la scala che sale al piano superiore in cucina e sotto la cantina. Venite. Anche questo video è terminato. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!